sapevo che era alto, ma cavoli, mi sarei messa un po' di tacchi. Benvenuti alle conferenze del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. Come ovviamente avete capito, questa è una conferenza extra 13 perché questo signore splendido lo abbiamo rincorso per molti 13 del mese, ma non riuscivamo mai a collimare le date e poi alla fine abbiamo detto vabbè, allora non lo facciamo il 13, la prima data disponibile sei con noi. Lo ringrazio tantissimo di essere qui, un applauso per Matteo Gracis. Una domanda, chi di voi è la prima volta che viene a una conferenza di Salus Bellatrix? Ah però. Beh, mi fa piacere, anche perché negli ultimi anni abbiamo avuto un bel ricambio. Noi abbiamo iniziato il 13 dicembre 2009 e da quel momento ogni 13 del mese abbiamo fatto una conferenza. Quindi di ufficiali siamo arrivati a 180, 190 e con le ufficiose penso che siamo intorno alle 250. Matteo è la prima volta che ci raggiunge, ma adesso che abbiamo rotto il ghiaccio speriamo di averlo ancora con noi. Grazie e buon ascolto. Ciao, buonasera. Sempre 4 gatti a questi eventi. Beh, innanzitutto grazie per avermi invitato e grazie a voi per essere venute qui questa sera. Io sarei qui per presentarvi il mio nuovo libro. In realtà odio le presentazioni dei libri. Cioè, mi sono sempre annoiato tantissimo quando andavo alle presentazioni dei libri degli autori. Perché di solito c'è l'autore che si mette là, ti legge dei passaggi del libro. Che cazzo leggi? Tanto se uno ha voglia poi se lo leggerà. No? E allora io in realtà questa sera chiacchiero un po', getto semi al vento sperando che fiorisca il cielo. Perché di sì, perché mi piace così dare qualche spunto, che poi chiaramente si ritrova all'interno del libro, però finalmente mi godo il potervi guardare negli occhi perché non ce la facevo più. Non ce la facevo più. Questi aperitivi su Zoom, eleganti da qui in su, sotto in mutande, con lo spritz in mano, no, non ce la facevo più, veramente. E quindi ecco, sto girando l'Italia e sono contentissimo di poter finalmente parlare di persona, sentire le energie reciproche, queste cose qua, insomma, per me veramente è ossigeno puro. E quindi ecco, grazie ancora di essere qui. Ora, velocemente 2 cose sul libro, così ce lo tiriamo via dalle balle, poi vi parlo di altro, sennò gli editori più che altro si arrabbiano. Allora, ha un titolo corto, perché a me piace fare le cose semplici. Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni. È un libro completamente fuori dagli schemi, perché non ha un indice. Potete iniziare a leggerlo dalla fine, dall'inizio, dove vi pare. Ogni capitolo è a sé. Ogni capitolo ha una colonna sonora, ha una canzone, che è la colonna sonora con cui io ho scritto quel capitolo e che invito a leggere con quella canzone. Poi se non avete voglia di farlo, non importa. È un libro che può essere letto dai 14 ai 99 anni, che si può leggere ovunque, dalla biblioteca allo studio, al gabinetto, alla spiaggia. Ed è un libro che non finisce all'ultima pagina, perché all'interno ci sono una serie di rebus e enigmi che se riuscirete a risolvere vi porteranno oltre il libro stesso. Basta, questa sera qui è disponibile e non vi dico altro sul libro. Io questo libro però devo dirvi perché l'ho scritto. Non l'ho scritto per voi o per un pubblico, l'ho scritto per me e non per il Matteo di adesso, il Matteo adulto. Perché il Matteo adulto ha trovato il suo posticino nel mondo, è riuscito a trovare una specie di equilibrio. Dopo tanti sforzi, certo non sono arrivato, assolutamente, però diciamo che me la godo questa vita nonostante tutto. In realtà il libro io l'ho scritto per il Matteo adolescente, perché il Matteo adolescente invece se la viveva malissimo. Io ho passato un'adolescenza terribile, perché mi guardavo intorno e vedevo un mondo che girava al contrario, mi facevo 1000 domande, non capivo, 1000 dubbi, perplessità.
Tutti dal giorno zero mi dicevano, sii te stesso. Quante volte ci hanno detto sta cosa? Sì, mi raccomando, la cosa importante è essere se stessi, sii te stesso. Va bene. Provavo a essere me stesso e combinavo dei casini della Madonna. E come fai a essere te stesso, soprattutto magari in un ambiente come quello scolastico, dove tutto è basato sull'omologazione? Ma non puoi essere te stesso. Oltre a questo mi dicevano, mi raccomando Matteo, mai essere egoista, sempre premuroso nei confronti degli altri. Contemporaneamente vivevo in una società basata sulla competizione, dove se non eri un minimo egoista ti mangiavano. E in tutto questo la cosa più bella era, Matteo, goditela. Come goditela? Sì, goditi questa adolescenza perché poi vedrai. Io pensavo, mamma mia, se adesso è così cosa succederà dopo? Allora io sogno che prima o poi riusciremo a inventare la macchina del tempo, così tornerò indietro e regalerò questo libro al Matteo adolescente, dicendogli guarda che c'è tutto qua dentro, leggitelo, perché poi magari riesci a trovare il tuo posticino nel mondo senza sbattere la testa di qua e di là come hai fatto per 20 anni. Perché un giorno della mia adolescenza lessi una frase e da lì iniziò a cambiare la mia vita in meglio. Era una citazione, un passaggio di un certo Krishnamurti, un pensatore orientale vissuto tanto tempo fa, che diceva questo: non è segno di buona salute mentale sentirsi ben adattati a una società malata. Ah! Cazzo, dovevate dirmelo subito. Dove eri, Krishnamurti? Il primo giorno all'asilo dovevate dirmi questa cosa. Perché io ho passato l'adolescenza a sentirmi disadattato. E poi arriva Krishnamurti e mi dice, tranquillo, va bene. Va bene sentirsi disadattati in una società così malata. Non solo non è strano, fa anche bene. Ecco, da lì in poi, insieme a quella frase di Krishnamurti, iniziai a raccoglierne altri, come dei post-it, no? Appesi di qua e di là, delle chiavi di lettura, che mi facevano pian pianino capire un po' di più questa società e davano delle risposte alle mie domande. Tutto bene, tutto più o meno bene, fino all'inizio del 2020. Déjà vu. Cosa succede? Di nuovo mi sento disadattato. Eh sì, perché di nuovo inizio a vedere un mondo che va al rovescio. Inizio a guardare la televisione e vedere dei droni che corrono dietro delle persone che portano il cane a fare la pipì in spiaggia. E agli altri sembra normale, nessuno si pone delle domande. Vedo un siero arrivare da Bruxelles dentro ad un furgone speciale fino al confine con l'Italia da solo per i cazzi suoi e poi scortato dalle forze dell'ordine. Arrivare in pompa magna in Italia con tutte le telecamere dei TG, è arrivato il siero, così prezioso da dover conservare sotto zero. Wow! E poi vedo lo stesso siero, qualche mese dopo, offerto tra un calippo e l'altro in spiaggia. E dico, ma come? E vedo, nonostante questo, tante persone intorno a me non farsi domande, non avere dubbi. Perché il dubbio non si può più avere. Mi dicono adesso, la scienza non è democratica. Ma come? Ma mi avete insegnato l'opposto a scuola, che la scienza va avanti per tentativi, fallimenti, discussioni, confronti, e adesso improvvisamente non è democratica. No, ti devi fidare e basta. Ma quella è fede, non è scienza. E allora o andavo dallo psichiatra o, come ho fatto, accendevo la webcam e mi sfogavo
in qualche videodiretta. Io vi devo ringraziare, spesso mi fermate addirittura per strada, ormai nelle stazioni. Matteo, grazie, perché mi hai fatto sentire meno solo. No. Ma grazie a voi, grazie a voi. Mi sarei indebitato per tutta la vita con la psichiatra. Io cercavo un segnale là fuori, cercavo qualcun altro che si facesse delle domande, che condividesse delle perplessità, che si ponesse dei dubbi. Le domande. Le domande poi sono alla base del mio mestiere. Io sono un giornalista. E il mestiere del giornalista si basa sulle domande. E neanche su tante domande, su 5. 5! E te lo insegnano il primo giorno di scuola di giornalismo. Dico io, se fossero 1000, uno farebbe fatica a ricordarsele. E invece no, sono 5. È il modello anglosassone delle W. Why, when, what, where, who. 5 domande con cui costruisci una notizia. Il problema è che le domande non le fanno più i giornalisti. Ed è per questo che in Italia il giornalismo è morto. Si è trasformato in un'altra cosa che si chiama propaganda. La propaganda è riportare quello che le istituzioni dicono. Durante le conferenze stampa, durante i comunicati, durante le comunicazioni ufficiali. Ma il giornalismo è nato per essere controllore del potere, non per essere controllato da esso. Invece in questo momento viviamo in un paese, in una società, nella quale questo mestiere è completamente impantanato in conflitti di interessi, politici ed economici. I soldini, tutti i giornali, le televisioni, le radio, i siti web, perché poi i network sono sempre gli stessi, i soldini dei mass media arrivano dalla politica e dalla finanza. La politica attraverso i contributi all'editoria e la finanza sono gli sponsor, le pubblicità. Ora, come fai a parlare male di qualcuno che ti sta alimentando? Non puoi. Lo capisce anche un bambino. Nel momento in cui si finanzia l'informazione, il finanziato parlerà sempre a favore del finanziante. E allora cosa succede? Succede che il giornalismo diventa un megafono delle autorità e delle istituzioni e vi porta a credere a qualcosa. Ma il vero giornalismo non vi costringerà mai a credere, vi porterà a dubitare. Questo è il vero giornalismo. E viviamo in un sistema, in una società talmente sottosopra, in cui il più grande giornalista del XXI secolo, uno che ha svelato le malefatte dei governi, regalando, lo ripeto, regalando, pazzo ingenuo, non ci ha neanche guadagnato un euro, regalando le informazioni ai cittadini, è stato perseguitato, arrestato e rischia la vita. Julian Assange. Julian Assange andrebbe portato in trionfo, gli andrebbero costruite le statue nelle piazze. E invece no, sta marcendo in una prigione. Hanno dato l'ok per l'estradizione. Combatteremo per questa cosa perché non si può condannarlo a morte in questo modo. E contemporaneamente abbiamo i filantropi, i nuovi benefattori dell'umanità, gli esempi della società, quelli portati proprio addirittura come... No, che hanno fatto e fanno i soldini vendendo anche i dati privati dei cittadini a società private. Come si fa? È tutto sottosopra. E nessuno fa una domanda. Ora,
per me lo scandalo più grande riguardo Julian Assange non è tanto il fatto che l'abbiano perseguitato, arrestato e tutto quello che gli sta succedendo, perché ormai non mi meraviglio neanche più. La cosa che mi disgusta è la indifferenza, è il silenzio che c'è. Dove diavolo sono i paladini della democrazia, dei diritti sociali, della libertà di parola e pensiero, tutti quelli che si riempiono la bocca con queste grandi parole? Dove sono? Voi immaginate se quello che è successo ad Assange fosse successo in Cina, in Russia? Sarebbe il paladino dell'Occidente, invece no, l'abbiamo incarcerato noi perché lui ha svelato le malefatte dei nostri governi e noi lo lasciamo marcire in una cella. È vergognoso. Ma torniamo alle domande, a quelle che nessuno più fa in Italia. E allora cosa succede nel momento in cui tu non fai più le domande? Succede che vivi in uno stato in cui le persone sono convinte che non ti vaccini, ti ammali, muori. Ti è stato detto così. E non è che l'ha detto Pinco Pallino in un bar qua di Vittorio Veneto, no. L'ha detto il Presidente del Consiglio in una conferenza stampa. Non ti vaccini, ti ammali, muori, punto. E oltre, di recente, a proposito di Russia e di quello che sta succedendo da quelle parti, se ne è uscito con: vuoi il condizionatore acceso o la guerra in Ucraina? Ora, fermi. Nel momento in cui il Presidente del Consiglio in una conferenza stampa ufficiale di fronte ai giornalisti dice questa cosa a una giornalista: lei vuole il condizionatore acceso o la guerra in Ucraina? Non è possibile che non ci sia un giornalista in quella sala che alza la mano e dica: scusi Presidente, cosa cazzo sta dicendo? Ma sapete perché? Perché magari lui sa qualcosa che io non so. Me lo devi spiegare. Perché lì il giornalismo, spiegare le cose. Magari c'è qualcosa che mi sfugge, non ho capito il collegamento. Me lo devi dire tu. Perché io so che la Russia è 50 volte l'Italia, 1:50 per proporzioni. Me la sono fatta tutta perché sono come San Tommaso, andato a vederla anni fa, ho preso la Transiberiana, da San Pietroburgo, Mosca e poi fino a Vladivostok, ok? È 50 volte l'Italia. E so che il principale alleato politico della Russia è la più grande potenza economica del mondo, la Cina. Tu mi devi spiegare come io, a Vittorio Veneto, abbassando il condizionatore di 2 gradi, posso influire sulla geopolitica della Russia. Me lo devi dire, perché altrimenti sai cosa succede? Che il giorno dopo Piero Pelù va sui social e si fa la foto così, col il condizionatore spento dietro, dicendo: sto fermando la guerra. L'ha fatto. Sapete qual è il grosso problema? La percezione della realtà. La percezione della realtà. La nostra percezione della realtà viene plasmata dalle informazioni che ci vengono date, in base alle notizie che ricevete. Se non ricevete una notizia, quella cosa non esiste dentro la vostra testa, non lo sapete. Se nessuno vi avesse detto che la guerra in Ucraina non c'era, voi non sapevate nulla della guerra in Ucraina. E se non vi avessero detto niente del virus che ha contraddistinto questi ultimi 2 anni e mezzo, molti di voi, forse, non se ne sarebbero neppure accorti. La percezione della realtà. Ora capite bene che in un paese nel quale il Presidente del Consiglio, in persona, è il più grande divulgatore di fake news in assoluto, la percezione della realtà dei cittadini è distorta. Non può essere altrimenti. E poi non ci si può stupire se incontrate persone in macchina da sole con la FFP2. Mi è capitato anche a me l'altro giorno, ero nel bosco a correre e ho incontrato una persona da sola nel bosco con la mascherina su, che vedendomi arrivare si è lanciata fuori strada.
Ora, io da lontano gliel'ho detto, lei è libera di fare quello che vuole, a me non piace giudicare, io sono per il vivi e lascia vivere, però non è bello nel 2022 vivere in una società, in un mondo in cui sei circondato da pazzi, psicopatici, ipocondriaci e timorati di Dio. Non è bello! Non è bello! E gliel'ho detto, signora, io l'aiuto, parliamone, che è la stessa cosa che vorrei fare proprio con lui. Non l'ho citato per nome fino adesso perché c'era un motivo. Il nostro Presidente del Consiglio, Mario Draghi, io non provo neanche più astio, odio o cattiveria nei suoi confronti. Prima mi faceva arrabbiare, adesso no. L'altro giorno ero a Roma per una presentazione, mi sono fatto un giro intorno a Montecitorio 3-4 volte, speravo di incontrarlo. Perché vorrei incontrarlo veramente, Mario Draghi. Gli chiederei se posso abbracciarlo. Perché Mario Draghi oggi mi fa pena, mi fa tenerezza, basta guardarlo negli occhi per capire che c'è qualcosa che non va. Ci sono le tenebre là dentro, c'è Isildur. Ma le avete viste le foto? Le foto. A me non me ne frega niente dei curriculum, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, che poi anche se andiamo a vedere cosa ha fatto, ma lasciamo perdere gli occhi. E allora gli direi, Mario, vieni qua, ti do un abbraccio. Io ho una baita su nel cuore delle Dolomiti, fatti un giro con me, senti il suono degli uccellini in mezzo alla natura, ti ascolti un po' di Bob Marley, ci fumiamo una cannetta insieme. Secondo me si mette a piangere, dice, Matteo, che cazzo ho combinato, scusa. Io ora capirei, se ve l'avessero chiamato Mario Orsacchiotti, magari vi potevate confondere, ma ve l'hanno chiamato Mario Draghi. Cosa dovevamo fare più di così? La prossima sarà Mario Belzebù, così almeno no, sarà ancora più chiaro. Povero Mario Draghi. E allora chi ci salva? Chi ci salva da tutto questo? Adesso io vi dico chi ci salva, perché io lo so. Ora so già che in un secondo mi prenderò le antipatie di tutti i maschietti qui in sala, affari vostri, siete in minoranza. Netta, tra l'altro. Ma mi rivolgo a voi, soprattutto. Infatti vi cerco, quei pochi che siete, quei pochi che siamo, perché faccio parte della vostra stirpe. Quand'è che noi maschietti ci renderemo conto una volta per tutte e finalmente ammetteremo che le donne sono superiori? Ruffiano! Ruffiano! Le donne ci salveranno. Ora vi dico perché arrivo a questo pensiero. E perché sono estremamente convinto di questa cosa? Per due motivi. Il primo è una statistica emblematica che in pochissimi conoscono e che invito le donne a far loro, perché gioca a vostro favore. Utilizzatela. Ed è quel numero, quella statistica che ci dice la percentuale di uomini e donne che sono imprigionate nel mondo. Voi sapete che siamo circa 8 miliardi, equamente divisi per sesso. Ciò nonostante, il 95% delle persone incarcerate nel mondo sono uomini. Chiuso. Ora, che le donne siano più furbe o più buone, poco importa, sono superiori. Il secondo motivo parte da lontano. Dio in persona, non l'ultimo arrivato, Dio in persona, quel giorno disse alla donna una cosa. Si trovò lì, no, fate quello che volete, guardate qua, vi divertite, avete tutto a disposizione, siete solo voi due, no? Però non devi mangiare la mela. Fai quel cazzo che vuoi, ma la mela lasciala stare. E io mi immagino la scena della donna che risponde a Dio, va bene. Dio a quel punto torna a farsi gli affari suoi. Adamo dice ad Eva, beh, guarda che figata, via,
divertiamoci, facciamo l'amore, scopriamo tutti quegli animali, tutte le cose belle. E la donna dice no, a me interessa la mela. Ma come la mela? È l'unica cosa che ti ha detto che non puoi fare. È il frutto proibito. Proprio per quello mi interessa. Alla donna non gliene fregava niente della mela. Era solo perché Dio le aveva detto di no. E cosa fa la donna? Mangia la mela. Noi saremmo ancora là imbambolati. Guarda che non si può toccare, ce l'ha detto Dio. E noi uomini, noi maschietti, siamo ancora convinti di poterle comandare. Loro che non hanno ascoltato Dio, ascoltano noi. Dai, Però quel giorno nacque una delle virtù più importanti del genere umano, la disobbedienza. Grazie donne, è roba vostra. La disobbedienza. La disobbedienza che è la base del libero arbitrio, che è la base di tutto, che nel tempo chiaramente è cambiata, no? Dai tempi di Adamo ed Eva, fino ad arrivare ai giorni nostri. È un concetto che oggi ci torna prezioso, no? Ah, si può disobbedire. E che cos'è oggi la disobbedienza? Non lo insegnano a scuola, chissà come mai. E allora, secondo me, il modo migliore per spiegare oggi che cos'è la disobbedienza è raccontare l'aneddoto di Henry Thoreau. Questo è un aneddoto che va un po' tramandato come le fiabe iniziatiche, da famiglia a famiglia, da bambino a bambino. Henry Thoreau era un filosofo, un grande professore universitario, uno scrittore, che a un certo punto della sua vita, attenzione perché tra l'altro è incredibilmente attuale, si rifiuta di pagare una tassa al suo governo, perché quella tassa serviva per finanziare una guerra. E Thoreau dice: col cavolo che vi do i miei soldi per comprare le armi e per andare a fare una guerra che io non voglio. Per questo il suo governo lo prende e lo arresta e lo mette in prigione. Thoreau va in prigione. Era strano però vedere uno come Thoreau in prigione, perché Thoreau non era un emarginato, non era un criminale, era una persona rispettabile. Anche il suo migliore amico il giorno dopo lo va a trovare, in galera, e si avvicina alla sua cella, alle sbarre. Lo guarda allibito e gli dice: Henry, cosa diavolo ci fai tu là dentro? Thoreau allora si avvicina al suo amico, lo guarda dritto negli occhi e gli dice: la domanda giusta non è cosa ci faccio io qua dietro, è cosa ci fai tu là fuori. Questa è la disobbedienza civile. Quando una legge è ingiusta, può essere giusto infrangerla. Questa è la lezione di Henry Thoreau. Quando una legge è ingiusta, può essere giusto infrangerla. E non ce l'ha insegnato solo Henry Thoreau. Ce l'hanno insegnato altri grandi del passato, persone che noi oggi all'unanimità riconosciamo come grandi, ma che nei loro tempi abbiamo perseguitato, ucciso, etichettato, schernito, arrestato. Parlo di Nelson Mandela, Gandhi, Tolstoi, Malcolm X e avanti. Uomini e donne che furono costrette a infrangere le leggi del loro tempo per dimostrarci l'insensatezza di quelle leggi. Ecco perché questa cosa non la insegnano a scuola. Perché è uno strumento potentissimo. È da 2 anni e mezzo che mi chiedete cosa fare per uscirne. E io continuo a ripetere come un mantra: io non ho le risposte in tasca, non ho la verità con me. Io posso dire quello che faccio personalmente, poi ognuno deve fare il suo. Io faccio 3 cose molto semplici. Faccio rete, resisto e disobbedisco. E questo continuerò a fare. Perché io rispondo a una cosa prima che alle leggi dello Stato. Io rispondo alla mia legge morale, prima di tutto.
Quella è alla base della mia esistenza, la legge morale, perché io devo rispondere a me stesso, alla mia anima. Poi vengono le leggi di una società, di un'istituzione, di uno Stato, che certo sono necessarie per convivere pacificamente in una comunità complessa e numerosa come la nostra, ma spesso sono anche sbagliate, ed è il passato e della storia a dircelo. O vogliamo per caso rivalutare le leggi razziali? Ditemelo, che ci mettiamo d'accordo. Perché da 2 anni che mi sento ripetere le leggi sono leggi, vanno rispettate. Ma di cosa stiamo parlando? E allora questo è uno strumento che noi dobbiamo rifare nostro, perché se noi avessimo un po' più di consapevolezza di questi strumenti, un po' più di coraggio per metterli in pratica, vivremmo in una società con un po' meno di leggi ingiuste e un po' più di leggi giuste. Dipende da noi, non dipende dagli altri. Churchill, che dal punto di vista politico e strategico fu una delle menti più illuminate nella storia dell'umanità, Winston Churchill, lo spiegò con 3 righe, molto facilmente. Se sotto il cartello vietato fumare trovi una persona che fuma, gli fai una multa. Se sotto il cartello vietato fumare trovi 20 persone che fumano, chiedi loro gentilmente di spostarsi. Se sotto il cartello vietato fumare trovi 1000 persone che fumano, togli il cartello. Io il cartello l'ho tolto ad aprile del 2020. Vedete voi se tenerlo là o meno. Prima, all'inizio, prima che iniziassi a parlare, ha fatto un intervento, no? La persona che vi ha parlato di questa petizione che si sta facendo. E si torna a parlare dell'obbligo vaccinale. Io ho cercato di spiegarlo tempo fa con un video e ve lo dico anche questa sera. A me fa ridere la parola obbligo. Mi fa ridere quando la usano. Io non ho nessun obbligo, oltre a quello di essere felice. Questo è il mio unico obbligo. Non ne ho altri e nessuno può darmene. C'è una linea. Quella linea è tirata dal punto di ricattabilità che avete. Siete ricattabili o no? Quella è la linea, tutto là. E vi dirò un'altra cosa. Piuttosto di rimanere con un piede di qua e un piede di là, cedete, ve la godete di più. Andate a fare tutto quello che vi dicono, è meglio. Se invece decidete con i 2 piedi di andare dall'altra parte, e l'altra parte è non sono ricattabile, la questione è chiusa. È chiusa. Non c'è un lavoro, una multa al bambino che non posso portarlo a scuola e mi tolgono quello. Non c'è niente. Niente non c'è. Quale obbligo? Di cosa stiamo parlando? Io ho deciso di non essere ricattabile. Facciano quello che vogliono. Che poi non sono contrario a tutta sta storia dei vaccini, io l'ho detto, è un po' come con le serie TV, non so se avete presente, no? Adesso escono queste serie bellissime sui vari Netflix, tutti sti canali, e esce di solito una stagione, no? Tu te la spari tutta, sei preso bene, tac, ti mollano sul più bello, devi aspettare un altro anno per vedere la seconda e avanti così. Io aspetto di solito, quando finisce tutta la serie, fanno 8 stagioni, me le faccio tutte insieme, faccio una maratona, oh che bello, io sto aspettando l'8ª dose. Poi me le faccio tutte in un colpo perché mi piacciono le emozioni forti. No, ve la devo dire questa, perché guardate, in quel momento in cui tra i droni e ste cose non capivo più un cazzo, dicevo ma cosa sta succedendo? E poi uscivo di casa e vedevo le persone con 3 mascherine tranquille che passeggiavano, dicevo ma come fate? Non ce la faccio più, non riesco a respirare, non riesco a capire. Allora una sera, vabbè, con un mio amico, gli dico ma come fai tu? Mi ha detto devi guardare la TV. Ho detto no, aspetta un attimo, perché forse l'ho presa sotto gamba, perché io da un po' di tempo che non guardo la TV. Cazzo, vuoi vedere che è così facile? Torno a casa quella sera, lascio stare i miei libri, a me piace addormentarmi leggendo i libri, lascio stare il notebook dove ogni tanto mi guardo un film o un documentario
e mi piazzo davanti alla TV. Telecomando, birra, popcorn. Oh, e dopo 5 minuti ho capito. E ho iniziato a sentirmi meglio anch'io. Sì, ho iniziato a fare zapping e vedo Bruno Vespa, e vedo quell'altro, no? E Formigli, e Mentana. E adesso ho capito come si fa a viversela tranquilli. E mi davano un sacco di rassicurazioni. E andrà così, 2 settimane ne siamo fuori. Ah beh, allora 2 settimane, andrà tutto bene. E mi sentivo già meglio anch'io, ho iniziato a mandare i messaggi ai miei amici che avevo perso per strada, guarda che sono tornato in me, sono anch'io con voi. Stavo quasi, ero lì per rispondere all'SMS dell'ULSS per prenotarmi anch'io all'hub vaccinale, perché mi era arrivato, no? Qualche giorno prima, ho detto, cazzo, ma vengo anch'io. Finché arrivo sulla 7, no? E c'è Lilli Gruber che intervista un virologo, uno dei migliori. C'è scritto sotto, c'era scritto uno dei migliori virologi italiani, epidemiologi, l'esperto. Dico, cazzo, se è l'esperto, alzo il volume, no? Alzo il volume, stappo un'altra birra, proprio ero preso bene, ero nell'onda. Insomma, gli chiedeva di questo siero che era arrivato, no? E gli dice, allora adesso ne usciamo, giusto? Sì, ne usciamo, è la soluzione. Però la Lilli Gruber era un po' complottista, cioè iniziava a incalzarlo e non capivo che cazzo fai Lilli Gruber, stai buona, no? Non vedi che è un esperto, ti sta dicendo. Fatto sta che a un certo punto gli chiede il dottor Galli, ma sto vaccino funziona o no? Si è fermato il mondo per un istante, era il mio momento, mi sono alzato in piedi, a rallentatore quasi, no? Perché mi bastava un cenno con la testa e io correvo a farmelo buttare in gola, cazzo, ormai non ne potevo più. E l'esperto guarda Lilli Gruber e le dice, funzionicchia. Come funzionicchia? Ma come funzionicchia? Ero dei vostri, sei l'esperto. Sono qua da 2 ore, mi avevate preso dentro. Ho preso la televisione e l'ho lanciata dalla finestra, ho detto basta. E il giorno dopo sono andato a comprarmi una mazza da baseball, perché quella sera avevano già iniziato a parlare dei vaccini pediatrici, gli stessi che funzionicchiano ai bambini. E allora mi sono comprato sta mazza da baseball. Ci ho scritto sopra funzionicchia, in attesa che mi convochino per andare a far punzecchiare i miei figli. Io ho una bimba di 5 e un bimbo di 10 anni. E andrò dal pediatra con la mazza da baseball dicendogli tranquillo, funzionicchia. L'ho detto anche di recente, battute a parte. Mi assumo tutte le responsabilità delle mie parole. C'è un limite oltre il quale non bisogna andare. C'è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù. Perché la pazienza infinita è la mangiatoia dei tiranni. Io sono una persona estremamente pacifista, civile e democratica. Ma non dovete toccare i bambini, perché scateniamo l'inferno. E a quel punto nessuno più dovrà venire a parlare di violenza. A quel punto si parlerà di legittima difesa. Sei ricattabile o no? Non è facile rispondersi, Ma si può. E non rimanete con un piede di qua e un piede di là. Non voglio dirvi di andare di là per forza. Decidete voi da quale delle 2 parti, ma non rimanete in mezzo perché ve la vivete male. E com'è che possiamo costruirci una vita che non sia ricattabile? Perché a parole è facile, no? Con l'autodeterminazione, non quella burocratica,
quella filosofica. Che cosa vuol dire autodeterminazione? Vuol dire mettere noi, come singoli esseri umani, davanti a tutto. E non c'entra niente con l'egoismo o l'egocentrismo. C'entra col fatto che noi non possiamo fare del bene a nessuno se prima di tutto non amiamo noi stessi. Noi oggi quando saliamo in aereo e prendiamo un volo di linea per andare da qualche parte, c'è la hostess che fa quella specie di balletto, no, per illustrarci le norme di sicurezza, che non la guardiamo neanche più perché ormai le conosciamo a memoria. Però tra queste ce n'è una particolare che spesso non notiamo neanche, in cui ci dice che nel caso l'aereo dovesse avere dei problemi di pressurizzazione, scenderanno delle maschere d'ossigeno dal soffitto. E sapete cosa vi dice l'hostess? Prima di farla indossare alla persona che avete di fianco, anche se è vostro figlio o vostra nonna o una persona disabile o debole, dovete indossarla voi. Perché non potete salvare nessuno se prima non salvate voi stessi. Una delle più belle canzoni d'amore della musica italiana, La cura di Franco Battiato, l'abbiamo sempre ascoltata pensando che fosse una canzone d'amore dedicata alla propria partner, quando probabilmente ha un'altra chiave di lettura e forse Battiato l'ha dedicata alla sua anima, a se stesso. Mi prenderò cura di te perché sei un essere speciale. Dobbiamo tornare a quello prima che alla nostra partner o al nostro partner, alla nostra famiglia, al nostro comune, alla nostra comunità, al nostro stato, a tutto. Prima ci siamo noi, dobbiamo autodeterminarci. Perché l'alternativa è essere ricattabili e continuare a vivere dentro a delle capsule fatte di due cose, paura e desiderio. Cosa c'entrano le capsule? Vi state annoiando? Speravo diceste di sì, cosa andavamo a bere? No, scherzo. Cosa c'entrano le capsule? Nel 1999, nel pieno di quella mia adolescenza turbolenta, esce un film fantastico, un capolavoro. Si chiamava Matrix. Qualcuno di voi l'avrà visto. Chi non se lo ricorda, non l'ha visto, velocemente, Matrix era un film di fantascienza che raccontava un futuro distopico in cui le macchine avevano preso il sopravvento sugli esseri umani, ma avevano bisogno degli esseri umani per nutrirsi della loro energia, si alimentavano con la loro energia. E allora cosa avevano fatto le macchine? Avevano costruito dei campi di coltivazione, dei campi di allevamento di esseri umani che tenevano dentro a delle capsule speciali dalle quali ciucciavano l'energia. Quando finì di vedere questo film, per me rivoluzionario, mi alzai in piedi e dissi, cazzo, ci hanno detto tutto. È un documentario, non è un film. E cercai intorno a me degli sguardi di complicità con i miei coetanei. Scendiamo in piazza, spacchiamo le vetrine, facciamo la rivoluzione. Siamo dentro alle capsule. E come al solito mi guardarono. Dai Matteo, stai buono. E io ecco, come al solito mi sento un disadattato. E così andammo avanti nella nostra normalità. Il film vinse qualche premio e nulla di più. Di recente è uscito il nuovo Matrix. Neanche lontanamente paragonabile al primo a livello qualitativo, di sceneggiatura, ma altrettanto interessante, soprattutto per il momento in cui è uscito e per un passaggio che voglio leggervi. In questo passaggio del nuovo Matrix, le macchine hanno ancora il dominio sugli esseri umani. E una di loro, una macchina che è impersonificata da un personaggio, si rivolge a un umano, a Neo, che è il protagonista, l'eletto. E questa macchina dice a Neo: è così con i sentimenti. Sono più facili da controllare dei fatti.
nella mia Matrix, peggio vi trattiamo, più vi manipoliamo e più energia ci producete. È pazzesco. Stabiliamo record di produttività ogni anno e oltretutto zero resistenza. Ognuno resta nella sua capsula, felice come un maiale nella merda. In silenzio, in ciò che non avete, nel terrore di perdere quel poco che avete. Per il 99,9% della tua razza, questa è la definizione di realtà. Desiderio e paura, baby. E io vedo persone andare al cinema a guardare un film in cui ti dicono queste cose. Un film basato sul controllo sociale, e io vedo quelle persone mostrare un lascia passare per andarlo a vedere. Cazzo, te lo stanno dicendo, sei tu il protagonista, ma ti farai una domanda, ti porrai un dubbio. Capsula, il maiale nella merda, paura e desiderio. Cazzo, te lo stanno dicendo, lì, hai il Green Pass in tasca, io posso entrare. La risposta a questa mia riflessione in realtà è nel film stesso e arriva qualche scena dopo, quando Neo, il protagonista, l'umano, prende il controllo, capisce che può vincere e allora va dalla macchina che gli aveva detto queste cose e gli dice: io adesso salvo tutta la mia specie, risveglio tutti gli esseri umani, li tiro fuori dalle capsule perché so come fare. E la macchina, sapete cosa gli risponde? Neo, attento, perché forse non hai considerato una cosa, che molti di loro non vogliono essere svegliati. Noi siamo qui a scervellarci, no? Ma come si fa a far capire? Come facciamo a tirar fuori dalle capsule? Signori, è inutile. Certo, ci si prova ed è giusto continuare a provarci, è giusto continuare a dialogare, a provare empatia, perché i nemici non sono quelli, quelle sono guerre tra poveri, i nemici sono altri. Però non si può insistere. Oltre a questo, senza essere cinici o brutali o particolarmente crudeli, c'è una cosa che non ho inventato io e nessuno di voi, che si chiama selezione naturale. E bisogna accettarla per quello che è. Ognuno faccia il suo. Io mi sento un po' come quel colibrì che con la sua gocciolina va a spegnere l'incendio. E alcuni animali gli dicono: ma dove vai con una goccia a spegnere l'incendio? E lui gli risponde: a me non interessa, io faccio il mio. Noi facciamo il nostro. Poi chi vorrà farà delle scelte e uscirà da quelle capsule. E chi non vorrà rimane lì. La macchina finisce quel passaggio con quelle due parole che sono tutto: paura e desiderio. Desiderio e paura. Questa roba funziona da 5.000 anni. Le civiltà sono costruite su queste due parole: paura e desiderio e paura. Sul desiderio hanno costruito la società moderna, capitalismo, consumismo, globalizzazione, è tutto basato sul desiderio. Come si fa a uscirne? Tanti auguri. Il buddismo prova a dare qualche input a riguardo, non a livello religioso, a livello spirituale. Al di là del buddismo, nella vita di tutti i giorni, noi comuni mortali, possiamo iniziare a fare una cosa molto semplice: porci una domanda prima di comprare qualsiasi cosa. Mi serve o la voglio? E già lì cambia tutto.
mi serve o la voglio? Là il desiderio viene fuori per quello che è. Sulla paura invece vale la pena spendere 2 parole in più, perché la paura è quello su cui è stato costruito tutto quello che viviamo negli ultimi 2 anni e mezzo e che sarà così anche per gli anni a venire, perché le emergenze sono infinite. Avete visto? Siamo passati da una all'altra in un batter baleno e le prossime sono già lì pronte all'orizzonte. Qual è il migliore antidoto alla paura? Il coraggio di vivere. Perché la grande pandemia che c'è stata in questi anni nel mondo è quella di un virus che si chiama paura, che ha contagiato miliardi di persone in cui la paura di morire ha superato la voglia di vivere. E quando succede questo sei già morto. E il coraggio di vivere va a braccetto con una cosa che si chiama gioia di vivere. Quella va riscoperta, partendo da una parola che è la più importante e la più bella del dizionario italiano, ed è la parola gratitudine. Mi sono permesso alcune settimane fa di fare un video titolato "Siamo molto fortunati", non l'avessi mai fatto, mi hanno attaccato tutti. Perché? Perché in questo video facevo un ragionamento, visto che in moltissimi là fuori e anche tra di noi si lamentano di essere nati, vissuti proprio in questo periodo nefasto, dicono no, che sfiga, tra una pandemia e una guerra, tra una crisi climatica e i draghi. Allora ho detto va bene, facciamo finta di essere nati in un altro momento storico. Andiamo ad esempio agli inizi del Novecento, così giusto un periodo vicino e che conosciamo tutti. Via, 18 anni, inizia la tua adolescenza e inizia la prima guerra mondiale. Benvenuto. Però sei forte, sopravvivi, ne esci. E poi c'è la spagnola. Pandemia, 120 milioni di morti, sopravvivi anche a quella, te ne esci, arrivi a 29 anni che ad accoglierti c'è la più grande crisi economica degli ultimi 3 secoli, che spazza via salari, diritti civili e fa una mattanza. Ma tu sei forte, vai avanti, arrivi a 45 anni che dici finalmente potrò iniziare a godermi un po' la vita. No, amico, perché c'è la seconda guerra mondiale. Sopravvivi anche a quella, ormai sei Highlander, e dipende dove sei nato. Perché se sei nato in Spagna, ad aspettarti c'è un certo Franco che inizia il suo percorso di dittatura. Se invece sei nato in altri posti del mondo, come il Bangladesh, il Nicaragua o la Nigeria, quello è l'ultimo dei tuoi problemi, perché la tua aspettativa di vita è più bassa di quella di un cane nato in Occidente. Ok? Allora, alla fine di questo ragionamento mi sono permesso di dire: è vero, viviamo tempi difficili, ma siamo anche tanto fortunati. Fortunati, che cazzo dici? Fortunati di cosa? Va bene, va bene. Allora scendiamo negli inferi per capire che cos'è quella parola che non pronunciamo quasi neanche più, gratitudine. La mia più grande fortuna è stata quella di viaggiare fin da ragazzino, da bambino, con i miei genitori, mi portavano in giro con loro per il mondo. E ricordo un giorno in cui avevo 6 anni e passeggiavo con loro per le strade di Bombay, una città nel cuore dell'India, con milioni di abitanti, non sanno neanche quanti sono. Nel frattempo ha cambiato nome, si chiama Mumbai. E quel giorno ricordo che ero attorniato da bambini indiani. C'era un gruppo di 20-30 bambini che mi correva intorno, mi guardava come se avessero visto un alieno. Perché era strano vedere un bambino occidentale 30 anni fa nel cuore dell'India. E la cosa per loro più strana è che quel bambino della loro età fosse vestito con abiti
puliti e colorati. Perché non era normale per loro, che erano vestiti di stracci, sporchi e a brandelli. E io li guardavo con altrettanta curiosità. Così iniziai a notare che uno di loro era senza una mano, e un altro senza un braccio, e un altro ancora senza un piede, e uno senza una gamba. E anche un bambino di 6 anni si domanda cosa è successo, perché? Lo domandai ai miei genitori che erano là con me. E vidi che tra di loro si guardavano interdetti, come a dire, avrà l'età per capire, glielo spieghiamo. Alla fine decisero di raccontarmi, di spiegarmi come stavano le cose. E mi dissero che in India, ai tempi, nelle famiglie particolarmente numerose, ovvero tutte, dopo il secondo figlio era prassi che i genitori stessi mutilassero il nuovo arrivato, perché sarebbe stato più efficace nel fare l'elemosina. Ora lasciamo un attimo da parte il giudizio immediato che abbiamo nei confronti dei genitori, perché è una cultura troppo distante dalla nostra, non possiamo neanche capire. Fermiamoci su quei bambini, perché io ricordo perfettamente, oltre ai loro vestiti strappati, ai loro stracci, che erano tutti incredibilmente sorridenti, compresi quelli mutilati. E noi abbiamo il coraggio di lamentarci? E noi abbiamo il coraggio di non coltivare profonda gratitudine per l'enorme privilegio che abbiamo avuto nel nascere qui e ora? Non dobbiamo farlo, non dobbiamo permetterci di farlo, in onore di tutte le persone che non hanno avuto la stessa fortuna. È una questione di prospettiva. La prima cosa che noi dobbiamo fare ogni giorno, ogni mattina, e l'ultima, ogni sera prima di andare a dormire, è correre davanti allo specchio, guardarci negli occhi, fare un sorriso e dire grazie. Grazie a chi o che cosa, non importa, decidetelo voi, ma dobbiamo essere riconoscenti e grati di essere qui e ora. Grazie. Vedete, è da lì che riparte. È da lì che riparte tutto, perché quando entri in una certa prospettiva e la mattina ti ricordi di guardarti allo specchio, fare un sorriso e dire grazie, poi nel momento in cui sali in macchina per andare al lavoro e accendi la radio e senti che hanno reso obbligatorio un vaccino, ti metti a ridere. O che magari è scoppiata una guerra, o che magari sta arrivando un asteroide o gli alieni, perché vedrete che è la prossima quella, manca poco. Ti metti a ridere. Questo significa fregarsene? Significa accontentarsi? Significa smetterla di combattere per i nostri diritti e le nostre battaglie? Assolutamente no! Significa un'altra cosa. Significa combattere col sorriso sulle labbra e diventare in questo modo dei guerrieri invincibili. Io ho deciso e ho scelto di essere felice per una questione molto pratica, perché fa bene alla mia salute. E potrei sbagliarmi incredibilmente a essere così ottimista. È vero, lo so. Potrei trovarmi un giorno a dire, oibò, sono arrivati veramente gli alieni cattivi che ci vogliono portare via tutti. O magari questa epidemia fa una mattanza e muoio anch'io. Pazienza, fino a quel momento me la sarò goduta. Perché vedete, la vita, no, va avanti. Noi ci stiamo dimenticando questa cosa.
Abbiamo messo in stand-by, aspettiamo che finisca questa emergenza, no? Aspettiamo che arrivi un guru, un salvatore, un leader, un nuovo partito, un nuovo movimento, qualcosa a cui attaccarci. Ma non si può mettere in stand-by la vita, va avanti. C'è una clessidra perenne, un granello dopo l'altro. Sta a noi decidere come sfruttare quel momento. E vi dico una cosa, questo è un momento fantastico. È un momento incredibile nonostante tutto. È incredibile perché c'è un fermento pazzesco, c'è un'energia che non c'è mai stata. Però non ve lo dicono. Vi dicono che siete pochi. Vi dicono che siete quelli strani, sbagliati, le pecore fuori dal coro. Sapete come sono nati i No Paura Day? Li avete sentiti nominare questi eventi, no? Allora, era l'inverno del 2020, eravamo tutti blindati in casa. E inverno 2020 serviva l'autocertificazione per andare a lavorare. E mi arriva un'email da Cesena, mi dice: Matteo, guarda che noi qui da un mese, ogni sabato, scendiamo in piazza. Siamo 200, 300 persone, ci divertiamo, ascoltiamo musica, parliamo tra di noi. Come che cazzo dicono sti qua? Che siamo tutti... Cancello l'email con i soliti invasati, a me ne arrivano tante di me strane. Però insistono un mese dopo: Matteo, vieni a Cesena, vieni a vedere. E allora dico: va bene, vengo, prendo un treno e vado a Cesena. Eravamo tutti blindati in casa, lo ricordo perché oggi ci dimentichiamo. Non si poteva mettere il naso fuori. Arrivo in piazza Cesena e vedo 500 persone davanti a un palco, dietro di loro 2 bar aperti, spritz, birra, musica. E dico: e cazzo, ma anch'io voglio. Cioè, noi chiusi in casa e voi qua, tralalà. Faccio il mio intervento in una situazione surreale, non sapevo neanche cosa dire. E poi prima di scendere dal palco tiro fuori il cellulare e faccio una specie di video veloce di 10 secondi. Perché almeno torno a casa, lo faccio vedere ai miei genitori e non mi prendono per matto, se no mi portano a fare un TSO se gli dico che lì ci sono 500 persone che... No. Poi il giorno dopo, di nuovo penso: cosa faccio? Vado dallo psichiatra o accendo il computer? Accendo il computer. Guardate che a Cesena, mentre voi siete chiusi in casa e fate i cin cin su Zoom, da qua in giù in mutande e il resto, a Cesena si divertono. Lo so, non mi credete. Vi faccio vedere. E faccio vedere questi 10 secondi. 10 secondi in una diretta su Facebook. Cosa succede? Che da lì a 2 mesi nascono 50 No Paura Day in tutta Italia. Ora immaginatevi se quei 10 secondi li avessero fatti vedere una volta in un telegiornale. Il giorno dopo finiva tutto. Tutto. Capite? Torniamo alla percezione della realtà. Allora oggi, che continuano a chiedervi sta roba, è da 2 anni e mezzo che vi fanno una domanda. Io non ne posso più. Ma non sei preoccupato? Ma non sei preoccupato? Cazzo, ma non sei, c'è l'Omicron, ma non sei preoccupato dell'Omicron? Perché va bene la prima volta che non eri preoccupato, ma dell'Omicron sarai preoccupato, no? Neanche l'Omicron, cazzo, il vaiolo delle scimmie. Il vaiolo delle scimmie non puoi non preoccuparti per il vaiolo delle scimmie, fa paura solo a pronunciarlo, cazzo, il vaiolo delle scimmie. Neanche quello. E Putin? Guarda che Putin ti arriva sotto casa. Come non sei preoccupato di Putin? E dei cambiamenti climatici? E il riscaldamento globale? Cazzo, non sei preoccupato neanche di quello? Dopo parliamo un attimo di quella roba lì. No! No! Io non sono preoccupato, io sono occupato! Perché preoccuparsi significa occuparsi di un qualcosa che deve ancora succedere. Io sono occupato a vivere il presente, che è l'unica cosa che esiste. E trovo che sia una follia occuparsi di un qualcosa che deve ancora succedere. Preoccuparsi a me non interessa. A me interessa occuparmi. Porca di quella miseria! E quando da domani ve lo ridomanderanno, perché ve lo ridomanderanno, sicuro. Cazzo, ma non sei preoccupato? Iniziate anche voi a rispondere: no, io sono occupato. E cambia tutto.
dipende solo da noi e da dove decidiamo noi di mettere il nostro tempo, le nostre energie e le nostre risorse. Siamo delle calamite. Tiriamo dentro, attraiamo quello che cerchiamo, quello che buttiamo fuori. Non so più come dirvelo. Ancora abbiamo iniziato, io perdo la cognizione del tempo, siamo lunghi, corti, come siamo? Vado. Allora parliamo di quest'ultima cosa, no? Che adesso appunto è l'emergenza là, pronta sul piatto d'argento, la tirano già fuori ogni tanto, poi quando ne arriva un'altra la mettono un attimo in stand by, tanto c'è quella là pronta, perché dobbiamo salvare il pianeta Terra. E guai a chi dice il contrario. Come fai a dire che non dobbiamo salvare il pianeta Terra? Cosa sei, terrapiattista, ultracomplottista, Novax, filoputiniano, maledetto bastardo? Sei anche terrapiattista? Credi anche che, non so. Va bene, allora facciamo un gioco. Facciamo un gioco. Velocemente, qualcuno sa quanti anni ha l'universo? 10 miliardi? Avete abbassato tutti la testa come le interrogazioni. Tipo, guarda, lo so, ma non ho voglia di dirtelo adesso. Siamo a un 10 miliardi, c'è qualcuno che ha qualche numero diverso? 15? Cosa? Milioni, miliardi, mila? 40? 6? Va bene, a posto. Tranquilli, non è che solo a Vittorio Veneto non si sappia, ovunque, ovunque. L'universo ha circa 14 miliardi di anni. E perché non lo sappiamo? Perché è un numero troppo grande per il nostro cervello, per riuscire a capirlo. 14 miliardi di anni, no? Ed è un'altra di quelle cose che a scuola non ci insegnano. Perché che cazzo te ne frega di sapere quanti anni ha l'universo quando sai la data esatta della rivoluzione francese? Dico io, no? 14 miliardi di anni. Allora, 2 ricercatori canadesi, un paio di anni fa, hanno fatto una cosa stupenda per aiutarci a capire meglio questo numero. Hanno preso questi 14 miliardi di anni e li hanno spalmati all'interno di un anno solare. Ora vi spiego, ho bisogno della vostra materia grigia, sui neuroni, un attimo di attenzione e poi ci rilassiamo. Anche perché questo è il gioco, quindi vi voglio presenti. Cioè, cosa vuol dire 14 miliardi di anni dentro un anno solare? Vuol dire che il Big Bang, l'inizio di tutto, è rappresentato dalla prima frazione di secondo dell'1 gennaio. E il presente, l'attimo che stiamo vivendo adesso noi qua insieme, è l'ultima frazione di secondo del 31 di dicembre, ok? Cioè, riuscite a vedere meglio adesso questi 14 miliardi di anni messi dentro a 12 mesi? Perché 12 mesi riusciamo a vederli meglio, no? Siamo abituati a ragionare sui 12 mesi, sull'anno. 14 miliardi dentro a 12 mesi. Il gioco è questo. Vi faccio una domanda alla quale vi chiedo di rispondere distinto, anche perché non sapete la risposta. Chi la sa non la dica, se ne è come le barzellette che non funzionano. Vi chiedo, in quale mese, secondo voi, di questi 12 che rappresentano 14 miliardi di anni della storia dell'universo, in quale mese arrivano i dinosauri? Sparate un mese a caso. Dicembre, marzo, febbraio, novembre, agosto, qualcuno offre primavera? Maggio, abbiamo la primavera? Dicembre, boh. Siamo in disaccordo di miliardi di anni, no? Tra di noi. Però sappiamo tutti la data della rivoluzione francese. I dinosauri arrivano tra ottobre e novembre. Cosa succede? Big Bang, l'inizio di tutto, prima frazione di secondo dell'1 gennaio, passano 5 miliardi di anni, un cocktail cosmico, un pentolone di pianeti, asteroidi, comete, pim pum pam, a maggio si crea il sistema solare. Poi passa ancora un bel po' di tempo, giugno, la nostra casa, il pianeta Terra. Mettiamoci una puntina, che poi ci torniamo su questo. Andiamo avanti. Ottobre-novembre, i dinosauri. E via ancora avanti, velocissimi.
fine novembre, dicembre, le forme di vita, alcune delle forme di vita con le quali ancora noi conviviamo, le meduse, gli scarafaggi, 500 milioni di anni fa. E infine arriviamo noi, belli come il sole, il grande Homo sapiens sapiens, 2 volte ce lo siamo messi lì per darci un tono, i padroni dell'universo. Noi arriviamo il 31 dicembre alle ore 23:59 e 50 secondi. Fate un bel sospiro che ogni tanto destabilizza, uno viene e dice, pensavo di essere un po' più importante. Ecco, siamo qui da 10 secondi. Riprendiamo quella puntina che avevo messo lì, cos'era? Cosa è successo a giugno? Pianeta Terra. Ora immaginatevi la scena. Pianeta Terra e l'essere umano. Pianeta Terra che guarda l'essere umano e gli dice: guarda, io sarei qui da giugno. Tu sei arrivato 10 secondi fa e vuoi salvarmi. In 10 secondi hai fatto una merda, perché hai distrutto il tuo habitat, hai messo a rischio la tua specie, però vuoi salvarmi. A me, che sono qui da giugno. Perché siamo così megalomani che ci siamo inventati che dobbiamo salvare il pianeta Terra. Noi. Il pianeta Terra se ne frega di noi. Non gliene frega un cazzo. Con un colpo di tosse ci si scrolla di dosso e torna più bello di prima. Ci mette 11 secondi. 11 secondi. La nostra grande sfida, eventualmente, se la vogliamo affrontare, è quella di salvare la nostra specie. E insieme alla nostra, tutte le altre, oggettivamente più evolute di noi. Perché non hanno mai messo a rischio il loro habitat e la loro specie. E d'altronde hanno avuto molto più tempo di noi. Questa è la grande sfida, eventualmente, non salvare il pianeta Terra. Dobbiamo renderci conto che siamo molto più piccoli di quello che crediamo di essere e contemporaneamente che siamo anche il capolavoro di madre natura. Perché abbiamo fatto la musica, l'arte, la scienza. Dobbiamo ridimensionarci e al tempo stesso valorizzarci e avere pazienza nei nostri confronti. Perché siamo neonati. Siamo neonati. Stiamo andando avanti per tentativi. E allora facciamo i casini, le guerre, i virus, i vaccini. Fa parte del nostro percorso. Dobbiamo avere pazienza con noi stessi. E contemporaneamente essere estremamente grati di essere il capolavoro di madre natura. Grazie mille, di cuore. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille. Bene, signori, possiamo passare, se qualcuno di voi ha qualche domanda, porto il microfono. Nel frattempo vi ricordo che c'è un QR code sulla carta che vi abbiamo dato, perché il canale Telegram di Salus Bellatrix è privato, quindi non lo trovate. Certo, ci controllano comunque, ma è sempre meglio che si iscrivano persone che di solito vengono alle conferenze. Ciao Matteo, mi chiamo Ciao. Mosè. Volevo sapere se hai continuato a giocare con quei bambini a Bombay. Grazie, bella domanda. Non me lo ricordo, ti dico la verità, perché avevo 6 anni e ho quel ricordo è molto nitido.
ecco, la cosa che ricordo ad esempio con loro è una cosa che magari non è bella da raccontare, però chi un minimo mi conosce sa che non me ne frega molto della reputazione, del consenso di queste cose. Chi ancora non lo sa si abituerà. Tra l'altro mi è venuta in mente adesso che me l'hai chiesto, è da un po' che non ci pensavo. Pensa che ho questo ricordo del gioco con loro, che i miei genitori mi lasciavano un marsupio in quegli anni in cui mettevo dentro le monetine che loro ricevevano come resto magari durante, non so, al bar, in certi alberghi, e le monetine erano rupie indiane che non avevano alcun valore, cioè avrei dovuto girare con una carriola per avere il valore di €1, non so. Quindi mi lasciavano queste monetine che io me ne mettevo nel marsupio. E ricordo che un giorno mi sono trovato a giocare con questi bambini e lanciavo queste monetine dentro quello che io pensavo fosse un fiume, un fiumiciattolo. E questi bambini si lanciavano dentro per raccogliere le monetine, perché per loro invece erano tanta roba. Ed era una situazione giocosa. Cioè io avevo 6 anni e loro erano dei bambini, no? E io in più ero convinto che quello fosse un fiume veramente. Quando i miei genitori videro questa cosa, mi presero da parte e mi dissero no, perché quello non è un fiume ma sono le fogne, innanzitutto. E poi non bisognava alimentare quell'elemosina, perché alimentare quell'elemosina voleva dire alimentare quel problema delle mutilazioni. E quindi c'erano altri modi, già ai tempi, per aiutare se si voleva aiutare. E ecco, chiaramente sai, i bambini nel bene e nel male sono puri, no? E non si pongono il problema di giocare, di come giocare. Per me quella cosa era divertente, per loro anche si faceva. Vista dagli occhi di un adulto era una cosa abominevole. Spero di averti risposto. Ho aggiunto un tassello al racconto. Grazie a te. Com'è che hai capito che da grande volevi fare lo scrittore e il giornalista? Wow, grazie. Sei coraggiosissima, eh? Cioè io alla tua età non sarei mai riuscito a prendere in mano un microfono in una sala. Grande, grande. Grazie della domanda. Guarda, l'ho capito perché mi piaceva molto farlo. E secondo me nella vita bisogna fare quello che ci piace fare. E anche perché cioè, credo che non si possa avere successo in un qualcosa che non piace fare. A parte il fatto che anche la parola successo andrebbe un po' rivista, perché oggi ci dicono che successo è notorietà, fama, numeri, click, like, balle. Il successo è fare della propria vita ciò che si vuole. E secondo me il modo migliore per aver successo in qualcosa è che quel qualcosa ci piaccia molto. È molto semplice, è che dopo noi adulti incasiniamo tutto, no? È semplice, fai quello che ti piace. Magari devi studiare per farlo bene, magari devi fare dei sacrifici, magari devi affrontare tante difficoltà. Ma è inutile complicare molto le cose. Bisogna fare quello che ci piace fare. È lì che si può mettere la passione e l'amore ed è così che si può avere successo in qualcosa. Confucio, no? Diceva, trova un lavoro che ami e non dovrai lavorare neanche un giorno in vita tua. È così. Io lavoro sempre, ma non lavoro mai. Non vado mai in vacanza e sono sempre in vacanza. Perché faccio esattamente quello che mi piace fare. Me lo sono costruito il mio lavoro. E ho sudato parecchio e continuo a sudare, ma va bene così, perché faccio esattamente quello che volevo fare. E quindi ecco, il giorno in cui scrissi la mia prima letterina, probabilmente avevo la tua età, e sentii qualcosa dentro, dissi ok, questa roba qua voglio fare anche da grande. Spero di averti risposto. Buonasera, ciao. Ascolta, io volevo farti una domanda, intanto molto interessante il tuo discorso sul parallelo tra l'età dell'universo e quella dell'anno, diciamo. Ma volevo che ci spiegassi un attimino qual è il tuo punto di vista, non tanto sui cambiamenti climatici, ma sulla disponibilità di risorse che purtroppo non sono infinite del nostro pianeta, diciamo, e su come possiamo convivere su questo pianeta, diciamo, assicurando un'esistenza dignitosa a tutti senza distruggerlo fuori da ogni termine, insomma, ecco tutto. Chiarissimo. Qua.
Grazie. Grazie a te della domanda, super interessante. Guarda, ne parlo in realtà nel libro perché c'è un capitolo che si intitola Siamo troppi? Punto di domanda. No, non siamo troppi. È stato calcolato che in base alle tecnologie che abbiamo e alle risorse del pianeta Terra potremmo vivere tranquillamente in 20 miliardi di persone. Siamo 8 e ci fermeremo a 11 miliardi perché c'è una crescita demografica che sta rallentando tantissimo. C'è stato un boom incredibile negli ultimi 2 secoli e adesso stiamo rallentando per una serie di fattori che nel libro spiego. Io sono nato nel 1983, 38 anni fa, ed eravamo 4 miliardi di persone. Pazzesco, no? Oggi siamo il doppio, in 38 anni. Ci abbiamo messo 3.000 anni per arrivare al primo miliardo, quindi cioè, il grafico della crescita demografica è spaventoso. È così fino a un certo punto e poi fa così. Non sembra neanche più un grafico, va su con la linea retta, no? Però sta succedendo qualcosa, perché i paesi del terzo mondo fanno sempre meno figli, perché le condizioni di vita crescono, il progresso aumenta, l'aspettativa di vita aumenta, e quindi le famiglie diventano meno numerosi. L'abbiamo vissuta anche noi questa cosa nel dopoguerra, no? Facciamo 15 figli, 10 figli, 5 figli, 3 figli, adesso non ne facciamo più. Quindi si calcola che entro il 2100 ci fermeremo a circa 11 miliardi, per poi tornare giù e probabilmente assestarci a 9, 8. Detto questo, potremmo tranquillamente vivere in 20 miliardi. Qual è il problema? Il problema è che i paesi del primo mondo, l'Occidente, vive sopra le proprie possibilità e brucia anche le risorse di tutti gli altri. C'è un calcolatore che indica quanti pianeti potremmo aver bisogno se vivessimo tutti in un certo standard, no? Ecco, se vivesse tutto il mondo, 8 miliardi di persone vivessero come gli italiani, avremmo bisogno di 2 pianeti e mezzo. Se vivessimo tutti come gli americani, avremmo bisogno di 5 pianeti. Se vivessimo tutti come negli Emirati Arabi, di 8 pianeti. Se vivessimo tutti come chi vive in Bangladesh, mezzo pianeta ci basterebbe. Quindi la storia che siamo troppi è una cazzata. Non è vero che siamo troppi, consumiamo troppo. È diverso. E il problema è che adesso noi, che abbiamo consumato troppo e stiamo consumando troppo da una vita, dobbiamo cercare di spiegare e convincere a quelli che stanno emergendo che loro devono consumare un po' meno. Perché se loro vogliono e iniziano a consumare come abbiamo consumato noi nell'ultimo secolo, siamo spacciati tutti. Per me la chiave è il consumo critico. Odio le etichette di tutti i tipi, compresa quella che c'è nel mondo alimentare, no? Sei un vegano, sei un vegetariano, sei un frugifero, sei un questo, sei un quell'altro. Siccome ognuno deve trovare la propria strada, deve costruirsi la propria dieta, anche il proprio modo di vivere, ma la chiave di tutto nell'alimentazione, così come negli spostamenti, così come nell'abbigliamento, così come in qualsiasi cosa, è il consumo critico, cioè domandarsi, iniziare a farsi delle domande su quello che noi consumiamo. Quella secondo me è la strada. Questa cosa qua sta succedendo, è un processo che è partito. L'ambientalismo 20 anni fa non esisteva, è una cosa nuova. Le nuove generazioni sono molto sensibili a questi temi. E questo è un momento fantastico, come dicevo prima, perché sta succedendo anche questa cosa qui. Ed è un momento fantastico perché abbiamo la possibilità di costruire una nuova società, un nuovo mondo. Perché sono in tanti che continuano a dire: come facciamo a tornare alla normalità? Ma quale normalità? Ma quale normalità? Quella che c'era 2 anni e mezzo fa? Io ve la lascio tutta. Perché quella non era una normalità alla mia altezza. Va costruita una nuova società, un nuovo mondo, che è più sostenibile, più umano. E si può fare, e sta succedendo. In tutto questo dovrebbe dare le risposte la politica, perché la politica è l'arte di occuparsi della comunità, no? Di dare le direzioni, di dare le regole, le indicazioni, no? Di dire siamo in tanti, consumiamo troppo, cerchiamo di cambiare i consumi. Ma la politica che cos'è adesso? La politica non è più questa. La politica è un circo fatto da dei ciarlatani che stanno lì, che hanno come unico obiettivo il mantenimento dello status quo dell'establishment. Punto. Non c'è altro. E
E in questi 2 anni sono riusciti addirittura in un capolavoro, il capolavoro delle classi dominanti, quello di convincere le masse che operano per il nostro bene. È fantastico. De André 30 anni fa cantava, certo bisogna farne di strada per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Adesso i poteri sono diventati buoni, pensano per noi. È incredibile l'ingenuità, no? Il loro interesse è mantenere lo status quo, il potere, come è sempre stato tra l'altro. Allora l'unico modo è uscire da quel sistema là, staccarsi. Io non ho più voglia di occuparmi di politica o di chi mi chiede facciamo il nuovo partito o chi votiamo. Basta, per me è tempo perso. La classe politica è una rappresentanza della società, è una cartina a tornasole. Se la classe politica fa schifo, è perché la società fa schifo, è inutile che ci giriamo intorno. Allora bisogna costruire una società migliore e avremo una classe politica migliore. È un processo fisiologico e naturale, succederà, ma nel frattempo non si può perdere tempo dietro a ste robe qui. Bisogna dedicarsi a costruire una nuova società ed è quello che sta succedendo. La prova siete voi stessi qua questa sera. Siete voi. Sono le piazze piene, ne ho paura dei. Sono i 3.000 ecovillaggi che sono nati nell'ultimo anno, 3.000. Le scuole parentali, gli asili nel bosco, i gruppi d'acquisto solidale, le associazioni culturali. È il fare rete dal basso, è da lì che si riparte per fare tutto. Altro che politica. Quella è la vera politica. Oggi la vera politica la fai più che dentro la cabina elettorale, che non cambia niente. La fai quando entri in un supermercato, o meglio ancora quando non entri in un supermercato. È lì che fai politica. È lì che va fatta politica. E poi arriveranno probabilmente anche i nuovi leader, i nuovi partiti e le nuove realtà alle quali si potrà affidare. Fino a quel momento è tempo perso. Io la vedo così. La chiave sta nel consumo critico. Spero di averti risposto. Grazie a te. Qualche altra domanda? Ciao Matteo, Ciao. sono Marco e ti volevo chiedere, ci potresti dare 3 consigli per vivere una vita in equilibrio, come dicevi un po' prima? Cavolo, domande facili stasera. Ma innanzitutto, come ho accennato prima, io non vorrei passare per il Siddhartha di turno, quello che ha trovato il Nirvana, perché sono ben lontano. Io spesso e volentieri sprofondo ancora negli inferi delle incertezze, perché di sì, ma perché credo che sia anche giusto così, no? Credo che faccia parte di questo percorso che è la nostra vita. Quindi il primo consiglio probabilmente è proprio questo, cioè è il fatto di non cercare a tutti i costi l'equilibrio costante, perché non esiste l'equilibrio costante. Dovremmo imparare a convivere meglio anche con le nostre debolezze, con le nostre paure, a convivere, no? Con i momenti no. Perché viviamo in una società invece che ci dice no, tu devi sempre essere al top. C'erano questi social, questi influencer sempre al top. Ma chi l'ha detto? Nel libro io l'ho scritto in un passaggio, è un capitolo che si intitola Io piango, e fa ridere, no? Ma ho voluto scriverlo e rivendicarlo, perché in un mondo così sintetico come quello in cui viviamo, un uomo deve essere forte, no? Il capofamiglia, non può piangere, non deve piangere. Ma stiamo scherzando? Che poi a me i momenti in cui capita di piangere non sono neanche momenti particolarmente tristi o negativi, sono momenti di profonda gratitudine, sono momenti di serenità estrema, di felicità estrema, no? E allora io lo voglio rivendicare, lo voglio dire, io piango, si può e si deve piangere, perché quella roba là è quel magma umano che ci rende ancora così unici, speciali, diversi dalle macchine e da tutto il resto. Quindi ecco, secondo me quella è un po'
è una cosa che per me è importante, il fatto di non mettere sotto un tappeto i momenti no. I momenti no sono preziosissimi, preziosissimi, anzi sono i più preziosi che abbiamo, i momenti no. Il secondo consiglio è quello di essere curiosi, sempre, di coltivare curiosità all'infinito. Non sei curioso? Impegnati per esserlo. Cerca la curiosità, perché la curiosità è linfa vitale, ci permette di scoprire sempre cose nuove, no? Di imparare. Bisogna essere curiosi, bisogna essere curiosi. E il terzo e ultimo consiglio, che è soprattutto quello che do ai giovani che mi chiedono anche come fare a fare quello che fai tu, a fare un lavoro, no? Io do questo consiglio: zaino in spalla e via andare. E il mio non è uno slogan, come Jack Kerouac on the road. No, zaino in spalla e pedalare. Cioè tu domani ti metti 2 robe dentro lo zaino, meno te ne metti meglio è, e vai a piedi, dove non importa. Vai a piedi. 1 anno in giro per il mondo, per strada, non nei resort o nelle navi da crociera, per strada, vale di più di qualsiasi università o master o corso di formazione. 1 anno in giro per strada. Ah, ma non ho i soldi. Cazzate! Non servono i soldi per viaggiare, servono i soldi per andare in vacanza, che è diverso. E non c'è niente di male andare in vacanza, ma il mio consiglio è di viaggiare. E per viaggiare non è vero che servono i soldi, servono spirito d'adattamento e forza di volontà. Punto. Io ho amici che hanno fatto il giro del mondo con €1 in tasca, con spirito d'adattamento e forza di volontà. Ora dirò una cosa che è estremamente impopolare e non vale solo per il giovane a cui invito a mettersi lo zaino in spalla ed andare, vale per chiunque noi. Siamo dove vogliamo essere e facciamo quello che vogliamo fare. Tutto il resto è semplice geografia della scusa. Lo so, è impopolare, ma è così. E prima ce ne rendiamo conto, meglio è. Prima ce ne rendiamo conto, meglio è. Siamo dove vogliamo essere, facciamo quello che vogliamo fare. Non è così? Zaino in spalla e pedalare. Spero di averti risposto. Qualche altra domanda? Via, passiamo a firme foto. No, ok. Ci ho provato. Cioè, hai fatto una carrellata di perle, va bene. Grazie. E quando ci si sente profondamente soli, siccome hai trasformato in carica tante cose che sembravano negative anche nella mia crescita, no? Magari anche questa riesci a dargli una bella finale. Quando ci si sente soli, bisogna leggere il mio libro. Ma perché il mio libro parla di questo. Mi hanno offerto tanti soldi per scrivere un libro su quello che era successo in questi 2 anni. No! Per l'amor di Dio! E allora ho scritto un libro che serve a questo, a far sentire meno soli. Prima di tutto il Matteo adolescente, non voi. Però là dentro ci sono questi post-it raccolti da una vita, spunti di riflessione, chiavi di lettura, per far sentire meno soli o per cercare di valorizzare anche quella solitudine. Perché la solitudine è preziosissima. È uno dei momenti più preziosi che possiamo avere, è il momento in cui possiamo scavarci dentro. Non va allontanata, va coltivata anche quella.
Per questo si chiama manuale di sopravvivenza. Avrei potuto chiamarlo per esseri umani che si sentono soli. Io mi sento più alieno a volte che solo, però sono convinto che si possa vivere anche in questa società, in questo mondo che ci sembra spesso andare tutto al rovescio, godendosela. Grazie. Grazie a voi tutti per essere stati qui e arrivederci, grazie a Matteo e arrivederci al prossimo 13.